Oggi il passo dello Stelvio è rimasto chiuso al traffico dalle 8 alle 16 per l'11ª edizione della cronoscalata Stelvio Bike. Oltre 8.000 i ciclisti che hanno affrontato il percorso di 27 km. Vediamo. Vista da Cima Coppi, la carovana di ciclisti sembra non finire mai. Uomini e donne, anziani, ragazzini e anche bambini. Gli amanti delle due ruote che hanno deciso di scalare lo Stelvio sono una grande tribù. In piedi sui pedali affrontano compatti i 2000 metri di dislivello, 48 tornanti ripidi. Vogliono godersi il silenzio delle cime, la natura e i paesaggi mozzafiato, senza auto e moto in mezzo alla strada. Comunque è la prima volta che vengo su con la strada chiusa. Finora una bellissima esperienza, giornata splendida. Dovrebbero farla anche a Rombo, una settimana a Rombo, uno Stelvio. I più allenati arrivano sulla Cima Coppi in meno di un'ora, ma i tempi non interessano a nessuno, non ci sono medaglie in palio. La cronoscalata dello Stelvio regala altre soddisfazioni. Questo grande panorama che il Signore ci ha donato e poi la soddisfazione della discesa. Gli ultimi 3-4 curve è una magia di colori. Mio marito è rimasto indietro, io sono già qui, direi una giornata perfetta. In mezzo al gruppone spuntano anche mezzi alternativi come i pattini o il monociclo e poi c'è il veronese Franco Cacciatori con la sua Graziella. Guarda dietro cosa ho già fatto. L'ho già fatta 3 volte questa qua. La strada è lunga ma lui non si scoraggia e pedala, arriverà in cima ancora una volta, una piccola grande impresa.